afternoon session, the 5:30 session. And today we have the pleasure to introduce you to another brother, precious man of God, and a son in the faith as well. I'm going to claim you as son, okay? Is that okay? Hallelujah. Praise God. He is from Italy. Questo fratello, questo nuovo fratello che ha aggiunto la nostra famiglia in Puglia, però già è stato qua, è la seconda volta questa volta. Lui è un ministro, è prezioso al Signore, anche a questa famiglia. Precious to the Father and precious to us. Hallelujah. So I want to introduce you for the first time our dear brother Daniele, come il profeta. Forte, lui è molto forte in Cristo. Hallelujah. He's strong in the Lord. Praise God. Okay. Hallelujah. Thank you. Good afternoon, everyone. Buon pomeriggio a tutti. I will try to speak both English and Italian. Proverò a parlare sia in inglese che in italiano. I've done it in the past. L'ho fatto in passato. And I pray the Holy Spirit I may do it today for you. E prego che lo Spirito Santo mi aiuti a poterlo fare oggi. Let's pray together. Preghiamo insieme. Father, I thank you today for your Holy Spirit. Padre, io ti ringrazio questa sera per il tuo Santo Spirito. And I thank you because you gave us Jesus. E ti ringrazio perché tu hai dato Gesù per noi, che è morto per i nostri peccati e oggi col suo sangue ci rappresenta davanti a te. And I thank you because Jesus has died for us, and today through his blood we may be represented before you. Father, I pray that this word today may pierce the hearts. Padre, io ti prego che questa tua parola questa sera possa toccare i cuori in profondità e sfidare le nostre motivazioni, e may challenge all the motivation of our heart. In Jesus' name, nel nome di Gesù. Amen e amen. Io prima di tutto vorrei ringraziare l'Apostolo Gordon e sua moglie, la pastora Mariella. First of all, I want to thank Apostle Gordon and his wife Mariella for the trust you give me, per la fiducia che mi date e la possibilità di condividere questo messaggio con voi, and the chance you give me to share the word of God with you. Altrettanto, in maniera altrettanto affettuosa e potente, and in the same manner, with such a grateful heart, I want to thank Pastor Nicola Di Biase and his wife Rosa. Voglio ringraziare il pastore Nicola Di Biase e sua moglie, perché vedete, nel fare la volontà di Dio abbiamo bisogno di amici, because when we do the will of God we need friends. Io penso che questa sera, non so voi, io mi sento a casa. I feel at home here with you. And I know we are talking in this conference about the Holy Spirit. E so che in questa conferenza stiamo parlando dello Spirito Santo, e credo che sia sempre più cruciale poterci affacciare come credenti alla persona dello Spirito Santo. And I think it's very important we approach as believers to the person of the Holy Spirit. Io dico sempre che il binomio inscindibile e importante per noi cristiani è la parola di Dio e lo Spirito Santo. And I always say that the two parts very important for us as Christians is the Word of God and the Holy Spirit. Questa sera io quello che vorrei condividere con voi è che mentre facciamo la volontà di Dio, il Signore ci toccherà in maniera particolare. What I want to share with you is that while we do the will of God, God is going to touch us in a specific way, to the point that we are going to take a part in His will, al punto che noi faremo una parte nella sua volontà affinché il suo nome sia glorificato. So to the point that His name is going to be glorified. E questa sera io voglio attraversare la parola di Dio e descrivere dei caratteri, dei personaggi della parola di Dio. E tonight I want to share with you the Word of God and see how there are different characters in the will of God nei quali noi ci possiamo rispecchiare mentre facciamo la volontà di Dio. Characters that we may mirror ourselves while we do the will of God. E la prima cosa che dobbiamo comprendere è che quando Dio fa qualcosa parte da zero.
parte dal nulla, parte da un seme. And what we need to understand, and when we do the will of God, God starts from zero, from nothing, from scratch, from a seed. Io ho ascoltato la testimonianza dell'Apostolo Gordon, come ha iniziato questa comunità. Oggi la vediamo così davanti ai nostri occhi e gloria a Dio per questo. I heard the testimony of the Apostle Gordon here starting the church. Today we see it like that, but everything years and years ago started with a seed. Ogni cosa è nata con un seme. Per questo, quando le cose nascono, non le dobbiamo disprezzare. When things birth, we must not despise them. Do not despise small beginnings. Non disprezzare mai i piccoli inizi, perché i piccoli inizi in sé hanno il potenziale del grande destino. Because small beginnings have in themselves the destiny, the big destiny that God has destined for us. Amen? But the point is that the seed at the beginning is fragile. Il punto è che all'inizio il seme è fragile, va annaffiato, va protetto. The point is that the seed must be protected, must be watered down. And it grows every day face to face e cresce ogni giorno un passo alla volta e porta i frutti secondo la volontà di Dio and brings the fruits according to the will of God. And today I've entitled this sermon Characters in the Will of God. I personaggi nella volontà di Dio è il titolo del mio sermone e vorrei tanto che voi vi poteste rispecchiare e geolocalizzarvi dove siete oggi nel vostro cammino cristiano. And my prayer is for you to mirror yourself and see where are you located in your Christian walk. To understand these characters and these principles, I want to bring you at one of the most iconic and powerful moments of the history, which is the birth of Jesus. E per comprendere questi personaggi, io vi vorrei portare in uno che forse è il momento più iconico della storia dell'umanità, che è la nascita di Gesù. E alla nascita di Gesù noi troviamo 4 personaggi principali. At the birth of Jesus we find 4 main characters che hanno un ruolo fondamentale nello spiegamento della volontà di Dio. These 4 characters have a role in the display of the will of God. And you see, if we study the Gospels, we see that Mark and John go directly to Jesus as an adult. E se studiamo i 4 Evangeli vediamo che Marco e Giovanni vanno a Gesù direttamente da adulto, mentre Luca e Matteo ci raccontano la sua nascita miracolosa. While Luke and Matthew tell us his miraculous birth. And what I want to talk to you tonight is the miraculous birth. E quello che voglio condividere con voi è la nascita miracolosa di Gesù. Se aprite le vostre Bibbie in Giovanni capitolo 1, if we open our Bibles in John chapter 1, verse 1, Giovanni capitolo 1, verso 1, in the beginning was the Word, nel principio era la parola, and the Word was with God, e la parola era con Dio, and the Word was God, e la parola era Dio. He was in the beginning with God. Lui era con Dio sin dagli inizi. All things were made through him. Tutte le cose sono state fatte attraverso di lui. And without him nothing was made. That was made. E tutte le cose che sono state fatte attraverso di lui. In him was life. In lui era la vita. And the life was the light of men. E la vita era la luce dell'uomo. Se noi vogliamo luce nella nostra vita, tutto ciò che dobbiamo fare è andare a Cristo Gesù. If we want light in our lives, we need to go to Jesus. The first character in the will of God is Jesus himself. Il primo personaggio nella volontà di Dio è Gesù.
è lo stesso Cristo Gesù che è nato, è morto e risorto per noi. It's the same Jesus that was birthed and died and resurrected for us. Amen? E attenzione, quando parliamo di Cristo Gesù non stiamo parlando di un personaggio storico. Semplicemente. When we talk about Jesus, we're not talking about an historical person. We are talking about the Son of God that we have met personally. Parliamo del Figlio di Dio che noi abbiamo conosciuto personalmente e che ha trasformato le nostre vite. Quando parliamo di Gesù, parliamo di un uomo che è venuto e è morto al posto nostro. When we talk about Jesus, we're talking about a man that left heaven and died for us. Amen? Quando noi presentiamo l'Evangelo al nostro prossimo, gli presentiamo una persona, non semplicemente un messaggio. When we talk about the gospel to other people, we introduce them not simply to a message, we introduce them to a person. Amen? How powerful it is when we met Jesus in our life. Quanto è stato potente quando abbiamo incontrato Gesù nella nostra vita. E se leggete il verso 14, verse 14, and the word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory and the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. E noi abbiamo contemplato questa verità, dice il verso 14, piena di grazia e verità, full of grace and truth. If we want grace and truth in our Christian walk, we must meet Jesus. Se vogliamo grazia e verità nella nostra vita, dobbiamo approcciarci a Gesù. Lo dobbiamo conoscere personalmente. E voi mi chiederete questa sera, ma come posso conoscere Gesù? And you may ask me, how can I meet Jesus? Well, first of all, you accept him in your life as Lord and Savior. La prima cosa che tu fai per accettare Gesù nella tua vita è accettarlo come Signore e Salvatore. E poi studi la sua parola. And then you study his word. For example, in the Gospels, every time in the English version you have the red letters where Jesus spoke, when Jesus spoke. Voi nella versione inglese avete il privilegio nella Bibbia di avere le lettere, le scritte in rosso quando parla Gesù. Nella versione italiana, quella che avevo io quando studiavo, non c'erano, per questo io le parole di Gesù me le sottolineavo tutte in rosso. Because I want to depend to every word of Jesus, perché voglio dipendere da ogni parola di Gesù, come reagiva, come parlava, how he reacted, how he answered to people. Amen? In fact, in Matthew 11:28, he says, in Matteo 11:28 dice, come to me, all you who labor and heavy laden, and I will give you rest. Dice, venite a me, o voi tutti che siete aggravati, e io vi darò riposo. Da chi dobbiamo andare? Da Gesù. Gesù diceva, io sono il pane della vita. Jesus says, I am the bread of life. Amen? To the point that even, for example, the Apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 2, verse 4 and 5, al punto che anche l'Apostolo Paolo nella sua predicazione in 1 Corinzi 2, dal verso 4 al verso 5, dice, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom. E la mia predicazione, la mia parola non è stata con parole persuasive, seducenti da sapienza umana, but in demonstration of the Spirit and of the power, ma in dimostrazione di spirito e potenza, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Così che la vostra fede non sia nella sapienza umana, nella potenza di Dio. If we want to walk in the power of God, we need to meet Jesus. Se vogliamo camminare nella potenza di Dio, dobbiamo conoscere Gesù e conoscerlo personalmente su base quotidiana, and may know him daily, on a daily basis. Amen? There is power in the message, because the message is a person and his name is Jesus. C'è potenza nel messaggio, e
il messaggio ha un nome che si chiama Gesù ed è una persona. Amen? Ora, capiamo bene che il primo ruolo, quello di Gesù, è soddisfatto in se stesso. We understand now that the first character in himself is well satisfied because he's Jesus. And Jesus played very well his role. Amen? E Gesù ha veramente fatto bene il suo lavoro in obbedienza per il Padre. Ma nei prossimi voglio che ci iniziamo a rispecchiare noi. But now in the next characters, I want us to mirror ourselves. Amen? Voglio che adesso cominciamo anche noi a rispecchiarci nella volontà di Dio in questi altri personaggi, perché il secondo personaggio, because the second character is the carriers of the will of God. Il secondo personaggio sono i portatori, i trasportatori della volontà di Dio. And a good example of a carrier of the will of God is Mary. Il secondo personaggio di chi trasportava la volontà di Dio è Maria. Ora, quanti di voi sanno che noi siamo stati chiamati a fare la volontà di Dio? We all know we've been called to do the will of God. And by the mere fact that we know that we have been called, we are carriers of the will of God. Il semplice fatto che siamo stati chiamati a fare la volontà di Dio significa che siamo dei portatori, dei trasportatori, dei contenitori, containers of the will of God, contenitori della volontà di Dio. Maria, come ogni madre, ha portato dentro di sé per 9 mesi, ha trasportato dentro di sé Gesù. E cominciate a focalizzare questo esempio. Mary for 9 months carried in her womb Jesus. And take this example for you to understand what it means to carry the will of God. As I told you, the will of God at the beginning is a seed. All'inizio la volontà di Dio è un seme. E come una madre protegge la volontà di Dio, protegge ciò che ha nel grembo, così dobbiamo fare noi. As a mother protects in her womb, is well protected, the child that is growing and one day is going to give birth to, so we must do the will of God. Così come fa una madre, così dobbiamo fare noi. Amen. La volontà di Dio nello Spirito Santo va protetta. The will of God in our lives must be protected. Infatti, coloro che trasportano la volontà di Dio allo stesso tempo sono dei protettori della volontà di Dio. The one that carry the will of God at the same time are protectors. Please turn to the person next to you and say, protect the will of God in your life. Girati verso la persona che ti sta accanto e digli, proteggi la volontà di Dio per la tua vita. E sapete perché vi dico questo? Perché molto spesso non ci rendiamo conto che se non la proteggiamo, quando arriverà l'attacco, forse non saremo pronti. Because if we don't protect the will of God in our lives, we may be careful because when the attacks are going to come, we are not ready. So, let's go in Luke chapter 1. Let's go there. Luca capitolo 1. E da Luca capitolo 1 vi vorrei far vedere come reagiscono diversamente i personaggi alla volontà di Dio, alla chiamata di Dio. I want to show you how in Luke chapter 1, while the Holy Spirit is busy moving towards different characters, I want you to notice how they react. One different from each other. Vi voglio far vedere come reagiscono diversamente uno dall'altro. Luke chapter 1 says, inasmuch as many have taken in the hand to set in order the narrative of those things which have been fulfilled among us. Al capitolo 1 verso 1 dice di quanto Luca voglia condividere anche lui gli eventi della nascita. Go verse 5. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the division of Abijah. His wife was of the daughter of Aaron, and her name was Elizabeth.
And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. In Luca capitolo 1 verso 5 e 6 sta parlando di Zaccaria, un servo di Dio, un sacerdote di Dio, e quanto con sua moglie Elisabetta erano servi fedeli di Dio. Osservavano tutti i comandamenti. Read carefully. They were blameless. They were doing the will of God. Nothing wrong with them. Non c'era nulla che non andava con loro, facevano la volontà di Dio. Verse 7, but they had no child, because Elizabeth was barren and they were both well advanced in the years. E il verso 7 è un verso chiave perché dice che non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanzati d'età. Io sorrido quando leggo questi versi perché non c'è migliore modo per lo Spirito Santo di fare la sua volontà quando ogni situazione a livello umano è irrisolvibile. There's no way, I laugh about it because there's no way God can manifest His power when everything in the natural is dead. E qui questa è una situazione di morte. Lei era sterile ed erano avanzati d'età, quindi non avevano figli. So it was that while he was serving as priest before God in order of his division, according to the custom of the priesthood, his lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. E quindi Zaccaria era lì, toccava a lui bruciare incenso nel tempio del Signore. And the whole multitude of the people was praying outside of the hour of incense. E la tradizione era che tutti erano fuori dal tempio ad aspettare che l'incenso fosse bruciato, motivo di intercessione di quei tempi, la tradizione di quei tempi. Verse 11. Then an angel of the Lord appeared to him standing on the right side of the altar of incense. E al verso 11 un angelo del Signore appare e alla destra dell'altare per dare un messaggio a Zaccaria. There's going to be a time when the will of God through the Holy Spirit, through a messenger, through a message is going to come and is going to become manifest in our lives. Amen? È importante che comprendiamo che arriverà un momento che Dio si rivelerà nella nostra vita attraverso un messaggero, attraverso un messaggio per rivelare la sua volontà. E io spero veramente che anche domani, grazie all'opportunità che l'Apostolo Gordon mi dà, possiate ascoltare anche il messaggio di domani perché credo siano connessi. I really pray that the message that I'm going to bring tomorrow, you're going to hear it, because they are very much connected. E possiamo veramente essere edificati nel fare la volontà di Dio. Lo posso affermare senza paura di adulazione. I can say that without fear of bringing men up. Voi dovete essere orgogliosi della realtà spirituale che è qui a Malta. Amen. You must be proud of the manifestation of the will of God through this church here in this city, this nation. Perché ci sono molti che pregano per avere una realtà del genere e non ce l'hanno, c'è aridità. Ma io sono convinto che Dio sta facendo nascere un'opera che non sarà semplicemente circoscritta a questa nazione, e lo stiamo già vedendo, ma andrà e toccherà anche altre nazioni e noi a Bari ne avremo i frutti di questo. And I'm sure and I know it in my spirit that what you are doing and sacrificing here in Malta will go beyond the borders of this nation, and we even in Bari will have the benefit of it. Amen? Because you, amen to Jesus, amen. Because you have decided to carry the will of God. Perché avete deciso insieme con l'autorità e la benedizione di Dio, avete deciso di portare avanti la volontà di Dio. Ma guardate, Zaccaria incontra l'angelo del Signore. And then, in verse 12, and when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. E quando Zaccaria vide l'angelo, ebbe paura.
fu travagliato. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias. Non avere paura, Zaccaria, disse l'angelo. For your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Perché tua moglie avrà un bambino e gli darete nome Giovanni. And you will have joy and gladness, and men will rejoice at his birth. E tu avrai gioia, benignità. Sapete, quando facciamo e riceviamo la volontà di Dio, la gioia accompagna. When we do the will of God, joy carries with it. Hallelujah. Verse 18, the angel before, in the verses before, the angel is busy confirming the scriptures that talk about John. Nei versi precedenti l'angelo conferma le scritture che parlano di Giovanni il Battista. Ma al verso 18, verse 18, and Zacharias said to the angel, how shall I know this, for I am an old man and my wife is well advanced in years. Come farò a sapere che questa è la volontà di Dio, perché mia moglie è sterile e io sono avanzata nell'età? Uno dei nemici maggiori dei portatori della volontà di Dio è ragionare con una mente naturale. One of the worst enemies of the carriers of the will of God is to reason with a natural mind. How this will happen? Come potranno accadere queste cose? La migliore risposta a quando riceviamo la volontà di Dio è rimanere in silenzio. The best way for us to answer to the will of God is to keep silent. And if we don't keep silent, God will silence us. E se non rimaniamo in silenzio e la nostra lingua farà danni, il Signore ci metterà in silenzio. In fact, and the angel answered and said to him, I am Gabriel, who stands in the presence of God and was sent to speak to you and bring you these glad things. But behold, you will be made mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. Amen. E l'arcangelo Gabriele dice, io sto alla presenza di Dio, ti ho portato un messaggio. E siccome non hai creduto in prima battuta, sarai muto. Riavrai la parola al tempo giusto. Quando ricevi la chiamata di Dio, quando ricevi la volontà di Dio, rimani in silenzio e proteggila. Perché le tue parole potrebbero danneggiarla. Le tue parole potrebbero creare situazioni che possono portare negatività o addirittura ammazzare o addirittura distruggere quella che è la volontà di Dio nella tua vita. Possiamo portare vari esempi nella parola di Dio. We may bring very examples in the will of God, in the word of God, when we see, for example, Joseph, when he shared his dreams. Vediamo Giuseppe quando ha condiviso i suoi sogni. Still, the Holy Spirit will do his part. Ma comunque lo Spirito Santo farà la sua parte. E quando vediamo Zaccaria, vediamo appunto come lui ha servito una vita intera. Quando arriva il momento che la chiamata di Dio arriva, lui fondamentalmente non era pronto. We see Zacharias served a whole life. But when the will of God, the call of God, the specific call of God came, even though he served his whole life, he was blameless, he was not ready. He had a natural mind. How these things will happen? Amen. We are carriers and protectors of the will of God. Noi siamo portatori, trasportatori della volontà di Dio e allo stesso tempo protettori. You see, at the same time, Mary was a carrier of the will of God. And she answered to the call in a completely different manner. Maria rispose alla chiamata di Dio in una maniera completamente diversa. Di fronte all'annuncio della nascita di Gesù, lei rispose, sia fatto secondo la tua parola, Signore. Mary, when she had a call, she said,
may be done according to your word, Lord. Oggi noi dobbiamo arrenderci a Cristo e dire: Signore, sia fatto secondo la tua volontà. Ma allo stesso tempo Dio mise accanto a Maria un protettore. At the same time, God made Joseph a protector of the will of God for Mary. In fact, we see that God spoke to Mary once, but then he spoke to Joseph 3 times. Dio parlò a Maria una volta, ma poi parlò a Giuseppe per ben 3 volte. See this. He spoke to Joseph when he wanted to leave Mary. He spoke to Joseph when to move to Egypt because of Herod. And he spoke to Joseph when to come back in the land out of Egypt. Lui parlò a Giuseppe quando voleva lasciare Maria. Lui parlò a Giuseppe quando doveva andare in Egitto per scappare da Erode e quando poi gli riparlò per tornare. Troverete tutte queste scritture in Matteo 1, 18-25 per chi sta prendendo appunti. For those who are taking notes, Matthew 1, 18-25, Matthew 2, 13-15 e Matthew 2, 19-23. Le troviamo in Matteo 1, 18-25, Matteo 2, 13-15 e Matteo 2, 19-23. Leggetevi il capitolo intero. You may read the whole chapter. And you see the miracle work of the Holy Spirit. God gives the vision both to Mary and Joseph. But then he gives direction to Joseph and tradition with the song that Mary sings to Mary. Dio dà a tutte e due la visione, poi dà la direzione a Giuseppe e la tradizione a Maria quando canta il bellissimo canto, perché noi da Maria e da Giuseppe possiamo imparare a essere contenitori, trasportatori della volontà di Dio e protettori. We must learn from Mary and Joseph how to be carrier and protectors of the will of God. E io questa sera vi voglio incoraggiare, sapete perché? Perché sono in contesti del genere dove possiamo comprendere la perfetta volontà di Dio nella nostra vita. We may understand in these arenas what is the specific will of God in our lives. E lo dico veramente con molto rispetto per la profondità dello Spirito Santo e della sua opera. And I may say this with profound respect of the will of God and the work of the Holy Spirit in our lives. Perché io sono arrivato a Cristo attraverso incontri come questi. I accept Jesus through meetings like that. When I grew up in my church in Puglia, I was just 18, almost ending my college, ready to go to university, when my pastor organized meetings like that. E io avevo 18 anni quando sono cresciuto nella mia chiesa e il pastore aveva organizzato incontri come questi. And I still remember that when I saw the preachers preach, I said, I don't know Jesus like these people know. I've been losing my time going every day to church for 18 years, but I don't know Jesus. And I remember that while I was walking from the bus stop to my house in the countryside, I started talking to God and saying, Lord, I don't know you like these people know you. It was 5 days crusades. I say to God while I was walking in my prayer, tonight I will go to church. And if tonight you don't reveal yourself to me like these people know you, I will become an atheist. I will spend the rest of my life like you don't exist. E quella sera, quel giorno io dissi a Dio, mentre camminavo da solo, mentre andavo a casa, dissi, Signore, io questa sera andrò in chiesa e se non ti conosco come ti conoscono queste persone, io spenderò il resto della mia vita come se tu non esistessi. Diventerò un ateo. That night I went to church, and when the meeting was almost finishing,
one of the preachers called me up and said, you little man, come here in the front. So I went before the altar, and it was a lady. She started, a missionary from Argentina. She started praying for me. And I was like, if it is not God, I won't move tonight. And she, at a point, washed me in the eyes, and she said, you have been asking God today to reveal himself to you. And she started saying the exact words that I prayed that morning. I was so overwhelmed by the power of God that my life that day changed dramatically. E questa profetessa pregò per me e mi disse esattamente le stesse parole che io quel giorno da solo pregai al Signore. My life, April 1998, dramatically changed. May 1998, I was baptized with the Holy Spirit. For 3 hours, I couldn't speak Italian. Nel maggio 98 fui battezzato in Spirito Santo, per 3 ore non riuscivo più a parlare in italiano. And August 98, a pastor came from England, and I shared with him my experience, and I knew that I had a call to serve God. And he said, listen, I'm driving back to England, and I have a Bible school. Why don't you come with me? I jumped on the car, and we drove till England. I've been there for 2 years. E un pastore dall'Inghilterra era in missione lì, e io gli condivisi quello che avevo nel mio cuore. Lui disse, io sto tornando in Inghilterra, salì in macchina con lui e andai a frequentare la scuola biblica. Da allora è stato un continuo di portare la volontà di Dio e proteggerla, perché gli attacchi vengono, ma dobbiamo proteggerla. Since then has been a continuous carrying the will of God and caring and protecting the will of God. Now, third character is the supporters of the will of God. Il terzo personaggio, che è un personaggio molto pratico, sono i sostenitori della volontà di Dio. Wise men are an example of the supporters of the will of God. I re magi sono un esempio di sostenitori della volontà di Dio. Abbiamo letto prima che Erode voleva ammazzare Gesù perché aveva saputo attraverso i re magi che era nato un re. Herod wanted to kill Jesus because knew through the wise men that a king had been born. Amen? E Erode volendo ammazzare Gesù, chiede anche ai re magi, fatemi sapere dove si trova affinché anch'io lo possa adorare. Herod even asked to the wise men, let me know where he is so I may even worship him. Amen? But the point, we know the story, the wise men take another way to go back. At the same time, the wise men were a protector of the will of God. Allo stesso tempo, i re magi prendono un'altra via e diventano i protettori della volontà di Dio. Amen? Ma perché dico che i re magi sono stati dei sostenitori e quindi un sostegno pratico? Why do I say that wise men were supporters of the will of God? Because they gave gifts. Loro dettero dei doni. Oro, incenso e mirra. Gold, frankincense e myrrh. Amen? È dove lo Spirito Santo manda Giuseppe, Maria e Gesù in Egitto. And where the Holy Spirit sends Joseph, Mary and Jesus? In Egypt. Through these gifts, they lived in Egypt. Attraverso questi doni, loro hanno vissuto in Egitto. Molto spesso noi pensiamo che fare la volontà di Dio sia chissà quale cosa a volte super spirituale, venire in chiesa, avere un'esperienza trascendentale, mistica. Sometimes we may think that doing the will of God is such a mystical experience, while it is a very practical. You go, you work, you ask God to bless your work, and you support the church and the will of God.
Quello che tu fai è andare, lavorare, lasciare che Dio benedica il frutto delle tue mani e supportare la volontà di Dio. I know you are a well-taught church. Io so e vedo che siete una chiesa veramente ammaestrata per bene. E so che riconoscete l'importanza delle decime e delle offerte. And I know how important you are taught on tithes and offerings. But let's go a little bit deeper about consecration of everything in your life. Ma andiamo un attimo un po' più in profondità e comprendere la consacrazione totale dell'intera tua vita. When you give to God, you connect yourself to the source. Quando tu dai a Dio, tu ti colleghi direttamente. Ecco perché non c'è migliore benedizione per un businessman di dare al Signore. That's why there's no more blessing for a businessman to give to the work of the Holy Spirit, to the work of the church. Amen? Amen. Please don't be silent on that. Amen. Amen. Non vi silenziate su questo, perché credetemi è importante ed è importante e vitale benedizione. Perché se non dai al Signore, qualcun altro verrà e cercherà di rubare. If you don't give to the Lord, someone else will come and try to steal. Io sono stato tuttora, sono negli affari, o in alcuni momenti della mia vita ho anche avuto dei business importanti con anche un picco di 53 dipendenti. I've been in business, and one of my business I even reached the point to have 53 employees. And I know what it means to control a business and say, Lord, bless my business. Because you may have an unfaithful employee that may steal from you. Tu potresti avere un dipendente infedele che ruba da te. E per esempio, una volta mi facevo un calcolo, bastava che un dipendente alla volta al mese rubasse una cosa su 53 dipendenti, era una cifra astronomica che mi portava in default l'azienda. And one day I made some calculation, and even one of them once a month, and each one of them once a month took something from the business, was a tremendous loss. So you need to understand that when you give to God, you connect into Him, and the spiritual part that God is going to play is to protect your life, bless your life, and you're going to be blessed more and more abundantly. Amen? And you are going to take part of everything that is going to be spiritually sowed into that harvest. E tu, quando dai al Signore, raccoglierai allo stesso tempo. I re magi dettero e il Signore li benedisse. The wise men gave and God blessed them. Amen? La cosa importante è che noi ricadiamo in queste due categorie, quella dei sostenitori e quella dei portatori della volontà di Dio. It's important that we may fall in these two characters, the supporters and the carriers of the will of God. Because the fourth character, and we go towards the conclusion, is the persecutors, those who persecute the will of God. E il quarto personaggio, e andiamo verso la conclusione, sono i persecutori, i distruttori, the destroyers of the will of God, i distruttori della volontà di Dio. Erode è un esempio di questo. Herod is an example of that. Matthew chapter 2 from verse 2 to 8. Matteo capitolo 2 dal verso 2 al verso 8 l'abbiamo letto prima. Fatemi sapere, perché anche io lo voglio adorare, ma in realtà non era vero. We've seen it already that Herod took an excuse to know where he was. In fact, even he killed hundreds of children because of that. E sappiamo anche che lui uccise centinaia di bambini a questo proposito. Sapete, è facile identificare in un distruttore, in un persecutore come Erode, il nemico della volontà di Dio. It's very easy to see in someone like Herod, a persecutor, a destroyer
of the will of God. But there are some other people that may destroy the will of God, that may be more subtle. E ci sono altri distruttori, ci sono altri distruttori che possono essere molto più sottili, subdoli. Per esempio la familiarità. Familiarity. I will say it in English because if I say it in Italian, maybe someone may understand. When I left for Bible school, my dad called me for 6 months in England. Please come back. Please come back. Go to university. Leave the Bible school. And I had such a certainty in my heart. I never looked back. Never looked back. E a volte la familiarità è quella che veramente ci può distruggere, al punto tale che anche i familiari di Gesù a un certo punto lo andarono a chiamare. Even the family of Jesus at a point, they went and called him. Like saying, listen, I think you're pushing too far this thing of being the Son of God. Ma la familiarità è quella che appunto ci può distruggere, come anche arrenderci alla carne, like also surrender ourselves to the desire of the flesh, o come anche la disobbedienza, o like disobedience, like with Jonah. Tutti questi sono aspetti che possono distruggere e perseguitare la volontà di Dio nella nostra vita. All these are aspects or characters that may persecute the will of God in your life. È quello che voglio dirvi concludendo questa sera. And what I want to say tonight in conclusion is that God is busy setting before all of us His will. All we have to do is take the decision to carry and protect His will. Quello che Dio fa nella nostra vita, e questo voglio enfatizzare questa sera, è che Dio ha messo nella nostra vita e ce lo sta dispiegando davanti ai nostri occhi quella che è la sua volontà. E noi questa sera dobbiamo decidere di essere i suoi trasportatori, i suoi portatori, i portatori della volontà, e proteggerla. E dobbiamo anche imparare a supportarla. And we must also learn to support it. Amen. Quindi quello che voglio fare questa sera è concludere. Se ci possiamo alzare tutti in piedi e chiedere, we all stand, I can ask the keyboard player, brother Mike. I don't want to do an altar call. Io non voglio fare una chiamata all'altare, ma voglio fare una preghiera di consacrazione. I want to make a prayer of consecration. Amen. I want you to close your eyes and lift up your hands and start thanking God for what He has done through Jesus into your life. Voglio che in questo momento quello che devi fare è semplicemente chiudere i tuoi occhi, alzare le tue mani e inizia a ringraziare Gesù per quello che Lui ha fatto nella tua vita e la chiamata che ha rivelato nella tua vita. Inizialo a ringraziare per il lavoro della redenzione. Start thanking God for the work of redemption. Because today you may be before God through His sacrifice. Perché oggi noi possiamo essere davanti a Lui grazie a quel sacrificio. E questa sera io voglio fare una preghiera di consacrazione dove tutti diciamo: Signore, io voglio portare avanti la Tua volontà. And what I want to do tonight is I want to do a prayer of consecration where everyone says, Lord, I want to carry your will. No matter what happens, I will carry your will. I will protect your will. I will not be bending my ear to bad mouthing, to bad speaking, to bad thinking. I will carry your will. Quello che farò, Padre, da qui ad oggi non piegherò le mie orecchie alla maldicenza, al pensare male, al dire le cose male degli altri, ma io mi voglio arrendere alla Tua volontà.
Father, you see our hands tonight, cleansed by your blood, Jesus. And I thank you, Father, because tonight we make a consecration prayer that we may be carriers of your will. Padre, io ti ringrazio questa sera perché tu vedi le nostre mani purificate dal sangue di Gesù. E questa sera noi facciamo una preghiera di consacrazione dove diciamo: Signore, io voglio portare avanti la tua volontà. And Father, I thank you because you have called this church to be a light not only of this nation but of different nations, Father. And Father, I thank you because you raise men and women of God in this church that will say, I will carry the will of God, I will protect the will of God, I will sustain the will of God. E Padre, io ti ringrazio perché tu fai nascere figli e figlie spirituali in questa chiesa, dove insieme decidiamo, Signore, di portare avanti la tua volontà, perché tu chiami questa chiesa, Signore, ad avere un impatto non semplicemente nazionale ma in altre nazioni. Father, I thank you because you bless Apostle Gordon, Pastora Mariella. Father, I thank you for Pastor Nicola and Rosa. Padre, io ti ringrazio per l'Apostolo Gordon e la Pastora Mariella, per il Pastore Nicola, per sua moglie Rosa, Pastora. And thank you, Father, because all the elders with the church together, we consecrate ourselves and say, Holy Spirit, come, lead us in your will. E Padre, noi questa sera diciamo: Spirito Santo, vieni, guidaci nella tua volontà. Padre, io ti prego per protezione. Ti prego per protezione, Padre. Father, I pray for protection. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Prego nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Thank you, Father. Alleluia. Gloria al Signore. Thank you, Lord Jesus. Grazie, caro, per questa parola così profonda, posso dire. Thank you for this wonderful, deep word. Well, we'll be seeing you here in about 30 minutes. We'll be starting the evening service with praise and worship, and then the man of God, our international guest speaker, Dr. Peter Gibbons, will be speaking, ministering tonight. If you're following online, make sure to try to get yourself here tonight. Come and experience the power of God. Come and receive your healing. Come and receive your miracle tonight, and bring somebody with you here over at River of Love Christian Fellowship. See you as we continue tonight. The Holy Spirit